Ringrazio l'architetto Moschini per le sue gentilissime parole. Io purtroppo ho avuto la fortuna, ma anche purtroppo perché questo denuncia un po' la mia età, ho cominciato ad occuparmi di questa meravigliosa, bellissima chiesa dal 1983. Quindi realizzando innanzitutto il restauro della cripta, della bellissima cripta, e poi le coperture e poi via via. Desidero però innanzitutto, a premessa, ringraziare innanzitutto l'Accademia di San Luca e per essa l'accademico amministratore Pio Baldi, che mi ha offerto l'opportunità di dirigere il cantiere di restauro della cupola che avete sopra le vostre teste e che è stata un'occasione per me importante, perché mi ha permesso anche di proseguire appunto questo lavoro nella Chiesa che ho intrapreso fin da quando ero funzionario architetto della sovrintendenza. Devo dire che molti finanziamenti pubblici del Ministero per i beni e le attività culturali sono stati dedicati a questa Chiesa. Ed oggi dobbiamo ringraziare Arcus per aver finanziato questo ultimo lotto di lavori importante del restauro delle superfici della cupola. L'architetto Baldi ha già detto che le superfici interne complesse, con i complessi decori e i complessi disegni degli stucchi, erano ricoperte da uno strato settecentesco attribuito dall'architetto Carlo Buratti tra il 1718 e il 1719, che avevano questa bicromia azzurrino, color dell'aria, e color del marmo, che è la dicitura che si legge nei documenti, nei capitolati, ed aveva un tono, una tonalità molto più fredda di quella che oggi possiamo vedere. L'architetto Buratti aveva inteso in questa maniera dare a tutta la chiesa una tonalità che oggi diremo di moda, cioè una tonalità che era in uso nella prima metà del Settecento. Con un metodo che abbiamo potuto mettere a punto già nei cantieri precedenti, perché era stato realizzato un cantiere dalla Sovrintendenza per i beni architettonici di Roma già tra il 2007 e il 2009 e quindi avevamo messo a punto questo metodo che potremo, semplificando molto, chiamarlo un metodo di rimozione, come diceva l'architetto Baldi, e cioè uno strappo realizzato con strati di velatino imbibiti di una colla vegetale. Quindi strappando questi strati di velatino è emersa ed è riapparso il famoso color travertino ed è un colore molto, molto più bello e molto più raffinato di quello poi della tinta, chiamerei tinta, passata da Carlo Buratti nel 1718. Perché più bella? Perché questo colore in realtà non è una tinta, ma è una sorta di piccolo intonaco che porta in sé il colore stesso. Quindi probabilmente, anzi quasi sicuramente, si tratta di una tecnica che viene chiamata colla brodata, in uso nel Seicento, che usa anche Borromini, ma che era prevalentemente data sugli esterni. Ora, come mai all'interno di una chiesa si usa una tecnica dell'esterno? Proprio per, come ha detto l'architetto Baldi prima, dare una sensazione di un tempio realizzato interamente in pietra. Quindi l'aspetto che doveva avere l'esterno era previsto anche per l'interno. Adesso la facciata all'esterna appare con un colore alquanto più bianco di quello che possiamo considerare il travertino appena uscito, diciamo,
dalla cava ha un colore caldo, quindi questo stesso colore caldo nell'idea di Pietro da Cortona era stato riproposto anche nell'interno. Ora, Pietro da Cortona muore nel 1669, la cupola sicuramente era finita, era realizzata alla sua morte, ma gli stucchi non erano ancora stati realizzati. Allora chi li realizza così fedelmente rispetto al progetto cortonesco? I suoi fedeli allievi e continuatori, e quindi in particolare Luca Berrettini, il nipote. La direzione dei lavori è di Ciro Ferri, che era un seguace di Pietro da Cortona e un bravissimo scultore, e che mettono, quindi questi suoi allievi e continuatori mettono in atto la sua volontà anche dopo la sua morte. Quindi siamo certi assolutamente dai documenti che i disegni di questi stucchi e la modalità di realizzazione degli stucchi è da far risalire certamente a un'idea progettuale di Pietro da Cortona. Sempre nel corso dei precedenti lotti fatti dalla soprintendenza si è potuto anche capire che al di sotto del primo ordine di queste colonne che vedete che fasciano questo spazio, che ha una caratterizzazione unitaria perché è uno spazio unico, ma che è fasciato da questo stretto ordine di pilastri e di colonne a tutto tondo che muovono anche questo spazio, al di sotto di questa superficie che vedete ora biancastra, è certo che esiste questo colore del travertino, che è richiamato anche in un documento autografo di Pietro da Cortona che dice, nel 1655, dice: è dato color del travertino nel pilone destro verso Sant'Adriano, che sarebbe stato all'epoca la curia, il senato qui accanto. Quindi abbiamo la certezza di questo. Quindi dobbiamo immaginare che sotto questo bianco che vediamo adesso, questa tinta chiara, in realtà c'era una tinta molto più calda, diremo. Non solo, ma questa tinta calda aveva una luce che sfumava, cioè era più cupa, più scura nella parte inferiore, e andava mano a mano schiarendosi fino al culmine del lanternino che vedete sulla cupola, che ha un colore chiarissimo, cioè che è bianco. Ecco, quindi la cupola stessa ha dei livelli di schiarimento mano a mano che si passa dalla parte più bassa alla parte più alta. Quindi diciamo che il colore nelle superfici a stucco e a intonaco di questa chiesa è un fatto abbastanza complesso. Ci auguriamo però che una volta realizzato, finito il restauro, questo si possa apprezzare. E perché è importante? Perché sappiamo tutti che Pietro da Cortona è una delle personalità più importanti del barocco, forse è uno degli inventori di questo movimento, con il trionfo della Divina Provvidenza nel Palazzo Barberini, nell'affresco, e quindi è vitale dare a questa chiesa, che è la sua opera più cara, a lui più cara, sappiamo che ci lavorerà fino alla morte nel 1669, ridare quel colore che poi consente anche alla luce di muovere le masse architettoniche, e quindi è un elemento, diciamo, di primaria importanza per la riscoperta di questo indubbiamente capolavoro dell'architettura barocca. Quindi la riscoperta dei colori originali è un fatto di primaria importanza, e quindi ci auguriamo che la Chiesa possa riacquistare la propria identità proprio attraverso la riscoperta di questi colori. Adesso vediamo alcune immagini che cercano di chiarire un po' questo discorso. Ecco, qui vedete
l'area absidale, cioè quella dell'altare maggiore, come era prima degli interventi di restauro del 2007-2009. Ecco, ecco, vedete tutto l'ordine inferiore, il primo ordine che ha ancora il colore terra d'ombra, che fu dato da Gustavo Giovannoni negli interventi dei primi anni 30. È il colore che vedete nella parte basamentale, il basamento è ancora il colore terra d'ombra dato da Gustavo Giovannoni. Vedete il catino absidale che conserva ancora i colori dati da Buratti tra il 1718 e il 19. È da notare che il rispetto, diciamo, per la personalità di Pietro da Cortona aveva portato anche circa 20, 30 anni, 40 anni dopo la sua morte a non fare interventi che cambiassero lo spirito e l'idea che lui aveva avuto della Chiesa. Quindi questo intervento di Buratti è un intervento abbastanza, diciamo, spiazzante in questo senso, perché muta completamente la concezione seicentesca. Ecco, qui vediamo la stessa immagine dopo l'intervento di restauro della soprintendenza del 2007-2009. Sono stati restaurati i 3 altari e è stato offerto una sorta di saggio di come dovrebbe venire poi l'insieme della Chiesa dopo il restauro complessivo. Da notare le membrature architettoniche, ecco, che sono i costoloni e anche le mostre delle finestre, che hanno adesso in questa immagine non si vede benissimo perché il proiettore un po' muta i colori. Comunque è stato ripreso il color travertino. Da notare che il restauro di questo catino absidale è stato fatto tutto a levare, cioè sono stati semplicemente rimossi gli strati settecenteschi, quindi quello che vedete è esattamente quello che c'era sotto. Sotto questi colori ci sta l'intonaco, cioè ci sta l'arriccio, ci sta la preparazione, non c'è altro. Nella parte bassa è stato rimosso il color terra d'ombra di Gustavo Giovannoni ed è chiaramente apparso invece il colore di Buratti. Quindi è da prevedere un'ulteriore rimozione per avere poi questa bellissima materia color travertino cortonesca. Ecco, qui vedete un po' più in dettaglio il catino absidale della volta absidale che è stato restaurato. Ecco, questa è una tavola di studio realizzata durante il cantiere del 2007-2009, durante il quale si è avuto l'opportunità di realizzare dei ponteggi in tutta la chiesa e quindi si è usata questa opportunità per fare saggi ovunque, proprio per capire meglio le coloriture, e quindi questa è stata una grande opportunità e una grande occasione. Ecco, qui vedete questa tavola di studio con i vari saggi realizzati. Vi confesso che il capire il colore di questa chiesa sembrava una cosa abbastanza semplice, poi invece si è rivelato complicatissimo. Proprio perché c'è questo carattere appunto di caldo, di questo colore caldo, e poi perché c'è questo sfumare, per comprendere che questo è un crescendo praticamente verso il lanternino, il che comporta anche dei significati simbolici del tipo la grazia, la luce della grazia che piove sui fedeli ed altri. Però c'è voluto del tempo e ci sono volute molte ricerche che sono poi state anche ricerche, diciamo, sulla materia delle superfici e anche ricerche storico-documentarie che hanno poi confermato queste ipotesi.
Ecco, qui non so se si vede, ma c'è questo campione, è la colla brodata, è il colore dato da Pietro da Cortona, che visto qui in diapositiva sembra chiaro, ma in realtà quando noi l'abbiamo trovato era una sorta di salmone, cioè era un colore rosa molto carico. Quindi questo ci ha molto reso perplessi, ci ha anche fermati, perché riproporre in tutta la chiesa un colore di questa forza, ci ha reso un po' perplessi. Poi dopo abbiamo capito che in realtà era così perché è preso su una delle basi, queste parti basamentali. Questo che vedete qui accanto invece più chiaro è il colore di Buratti. Il fondo che vedete così scuro è quello che ha dato Giovannoni nel 1932. Ecco, qui è un saggio che potete vedere ancora lì, in cui si è cercato di capire meglio. Ecco, vedete questa fascia, vedete sopra e sotto i colori di Giovannoni anni 30, in mezzo il colore del travertino, eccolo qua, che non sembra qui in questa immagine, ma che ha anche delle lievi differenze di tonalità tra gli sfondati e l'ordine architettonico, e invece questa qui sulla colonna è un saggio di colla brodata che abbiamo fatto noi, che hanno fatto i restauratori, appunto facendo con la ricetta della colla brodata seicentesca con il travertino pestato. Ecco, per testimoniare il fatto che ovunque in questa chiesa è presente questo colore che è sbagliato chiamare rosato, che noi all'inizio chiamavamo rosato, in realtà è il colore caldo del travertino. Questo è un saggio fatto su uno degli arconi che sorreggono la cupola e si vede palesemente, ecco, sotto al colore di Buratti settecentesco, questo tono caldo travertino. Quindi è diffuso ovunque. Ecco, qui purtroppo queste immagini non rendono, ma comunque sono due restituzioni grafiche che illustrano la differenza tra la bicromia cortonesca, che ha anch'essa dell'azzurrino, del tono ceruleo, e che però per la gran parte reca questi colori caldi del travertino. Questa è la fase cortonesca e quest'altra, non so si riesce a vedere molto poco, è quella settecentesca di Buratti, in cui prevale il color dell'aria, però un po' più acceso, e soprattutto Buratti ha la responsabilità di aver freddato tutte le parti in travertino, quindi ha reso color del marmo, come si legge nei capitolati, il color del travertino. Ecco, questo è una descialbo, uno dei primissimi descialbi fatti nel 2007-2008 della cupola, in cui si vede palesemente, ecco, questa parte è quella descialbata e quindi cortonesca, e la parte di sinistra è quella settecentesca di Carlo Buratti. Vedete le differenze? Ecco, questo invece è uno scialbo che fa vedere la situazione realizzata dai prosecutori e continuatori di Pietro da Cortona, in particolare da Ciro Ferri, che era poi il direttore dei lavori. E vedete i fondi, che sono questi qua, che hanno un tono piuttosto freddo, bianco piuttosto freddo, e poi il calore del color travertino. Una cosa molto divertente e importante da notare è questo arriccio, cioè questo intonaco lasciato al rustico, che dà l'ombreggiatura per questi grandi fiori, e quindi che riesce a staccare i fiori attraverso una tecnica muraria, cioè attraverso il fatto semplice di non dipingere
questo arriccio, cioè di lasciare l'intonaco grezzo, rustico, che però dà il movimento agli stucchi, cioè riesce a staccare gli stucchi dal fondo, e che è dato non solo accanto ai fiori, che sono questi, ecco, questa parte qua che vedete, ma anche negli interstizi, che sono questi qui. Quindi vedete la maestria anche, no? E la raffinatezza di queste tecniche costruttive. E questo è un saggio fatto nel Lanternino, nel quale siamo rimasti stupiti dal fatto di aver trovato il bianco assoluto. Ecco, questo è il bianco assoluto, cioè un colore luminosissimo che è giustificato dal fatto di essere arrivati all'acme di questa sfumatura, cioè di questa crescita di intensità della luce, data attraverso il colore stesso. Quindi il lanternino è chiarissimo, la cupola è chiara, ma mentre va verso il tamburo scurisce. Il tamburo è più scuro della cupola, le calotte sono più scure del tamburo. Il primo ordine va scurendo fino ad essere quasi rosa intenso nella parte basamentale. Ecco, questo ci dobbiamo immaginare, che è un effetto straordinario, che deve dare, secondo l'idea di Pietro da Cortona, questa idea del tempio di pietra. Ecco, qui vediamo una delle fasi del restauro dell'ultimo cantiere 2014-2015, ed è l'applicazione di questa colla vegetale sul velatino. Ecco, lo strappo che avviene del velatino con la colla imbibbita, che rivela il colore cortonesco. Ecco, lo chiamiamo cortonesco perché è senz'altro voluto da Pietro da Cortona, ma applicato dai suoi fedeli continuatori. Questa è l'immagine della cupola come era prima dell'intervento di restauro. Vedete, vi accorgerete, ecco, confrontandola con questa immagine, che era molto più fredda, molto più algida, e aveva appunto la bicromia burattiana, color dell'aria, color del marmo, cioè tutte le membrature erano color del marmo. Ecco, e questa è la cupola e il tamburo come ci appaiono dopo l'intervento di restauro. Ecco, io vi ringrazio per l'attenzione e vorrei appunto, anche se un po' genericamente, però ringraziare i tecnici, i ricercatori, i restauratori, le maestranze e l'impresa che nel corso di tanti anni hanno contribuito con il loro impegno e il loro lavoro al restauro della chiesa dei Santi Luca e Martina. Grazie. Parola a Roberto Bordin, un'esperienza trentennale nel campo del restauro, proprio in corpore viri, proprio sul piano del lavoro concreto. Lui ci racconterà tutti i segreti e le scoperte.